All'andata finì 1-0 per la Golbet e già andava delineandosi quella che oggi possiamo dire una stagione alquanto deludente per entrambe le formazioni. Abituata in questo periodo la Golbet a prepararsi per i playoff, quest'anno deve ancora conquistarseli con una lotta selvaggia alla sesta piazza che, vista la classifica, non è ancora matematicamente irraggiungibile. Dall'altra parte la delusione della Steaua è grande, ultima con soli 3 punti e queste ultime gare a disposizione per chiudere con dignità una campagna nella massima serie non proprio da ricordare. Signore e signori, Circolo Sportivo Sport City, 17ª giornata del campionato di Serie A e Golbet Calcio 8, Steaua 2005. Tutto pronto al fischio d'inizio, pallone per la Steaua, questo primo possesso, maglia rosso-blu per i giocatori della Steaua, risponde la Golbet, completo oggi tutto bianco, maglia e pantaloncini, subito un lancio in avanti con tensione, subito giro brivido per la Golbet, se la cavano però i giocatori come detto in maglia bianca, tackle subito deciso, è stato Dobrin ad andare in scivolata su un avversario, poi qui pallone lottato all'altezza del centrocampo, va a terra Filangieri, fallo però è stato accordato dal direttore di gara, quindi Golbet che può iniziare con questa manovra offensiva. Non è allargato sull'out di sinistra, c'è spazio per un cross, infatti arriva, chiude la difesa e calcio d'angolo, il primo della gara con Tubani sulla bandierina, lui incaricato di mettere al centro il pallone, lo fa basso, pallone che poi resta lì dentro praticamente l'area di rigore, non si è riuscito a coordinare Testardi, pallone si impenna sopra la traversa. Singalto di Filangieri, Steaua leggermente in difficoltà in uscita, infatti sbagliato questo rilancio a cercare Bogoiu con le mani a cominciare la Golbet. Allargata poi sulla sinistra, di ritorno su 3 carichi, adesso in verticale su Testardi, pestato alto però da Pogoglio, attenzione al pallone che rischia di filtrare, Tubani contro 2, l'ultimo tocco è di un giocatore della Steaua. Sentire Dobrin col direttore di gara, a suo avviso l'ultimo tocco non era il suo ma era di un avversario, intanto il gioco però è ricominciato, rilancio con 3 cariche che con calma la può mettere giù, fa ripartire i suoi, Testardi con l'appoggio, lancio per Tubani cercato, si era già coordinato il numero 7, è stato l'anticipo provvidenziale del difensore della Steaua proprio all'ultimo istante, poi qui Algeri anticipato, Dobrin, tocco in avanti che non riesce, fine guadagna rimessa stufa, da proprio lui con le mani, c'è tanto pressing per i giocatori della Steaua, quindi con calma la Golbet può ragionare che tanto spazio per portare avanti il pallone. Centra stufa, cambia lui lato, ora su quello di sinistra. Testardi, cercato in area di rigore, perde l'attimo per l'appoggio con
Tilinka che alla fine riesce a spedire il pallone in fallo laterale. 0-0 questo avvio. Golbet ovviamente che tenta di fare gioco. Tubani con l'aggancio al limite dell'area di rigore, va di sinistro Tubani, ci ha provato subito a spaccare la partita, conclusione però alta sopra la traversa. Ancora Steaua, provano ad andare per vie centrali i giocatori in maglia rosso-blu, chiude la difesa della Golbet con Tubani che alla fine può alleggerire per Stufa, carichi al centro e pallone che viaggia veloce stavolta sulla sinistra. Filangieri, arriva ora lo scarico, pallone di ritorno al centro dell'area di rigore per il sinistro di Stornelli, ancora buono il pallone stavolta per Filangieri, sempre col mancino, pericolosa ancora la Golbet che 5 minuti sul cronometro, tante già le conclusioni verso la porta degli avversari che di fatto non riescono neanche a uscire, palla al piede dalla propria metà campo, ogni lancio preda dei compagni. Stornelli di tacco a liberare Testardi, arriva ora l'appoggio col pallone che arriva sulla sinistra, messo al centro, che azione tutta di prima da parte della Golbet, è mancato l'ultimo tocco, quello decisivo, quello di Tubani. Ancora un anticipo di Stufa, con le cattive va a metterci il corpo Ionescu. Il calcio di punizione Golbet con la conclusione dalla distanza ancora di Tubani. Ci mette i guantoni Maftei, regala il secondo angolo. La formazione in maglia bianca, lo stesso Tubani sul punto di battuta, arriva ora al cross, allontana la difesa, 3 carichi di testa a rincarare l'azione, poi Testardi con l'ultimo tocco che è di un avversario, infatti rimessa Golbet, altezza quasi della bandierina, Stufa con le mani, va da Filangieri, non c'è spazio, là si torna indietro, cambio gioco, adesso sì che c'è spazio sulla sinistra. Tocco in avanti poco preciso di Stufa per il compagno, il pallone sfila direttamente in out, mentre prime sostituzioni per la Steaua, entra Romi, numero 15 in campo, tentare di dare un po' una scossa a questo inizio un po' complicato per la Steaua. Stufa in anticipo, spinto dall'avversario, lo ha visto l'arbitro, quindi calcio di punizione proprio sotto la nostra postazione, battuto subito Filangieri, va da Tubani che di tacco tenta l'1-2, pallone di ritorno per Tubani, conclusione strozzata però da parte del numero 7, la terza occasione per Tubani di sbloccare il match, per ora si resta sullo 0-0, si salva ancora la Steaua. Lottare sempre Tubani con Tilinka, fallo l'ha commesso il giocatore della Steaua. Quindi calcio di punizione, si può ovviamente andare anche in porta, però forse posizione defilata suggerisce più un assist verso l'area di rigore, mentre continuano i battibecchi tra direttore di gara e giocatori della Steaua, volato forse anche qualche giallo. Parte ora la punizione, metà tra un tiro e un cross, sta che il portiere la controlla. Arbitro, time out. Arbitro.
Sta davanti alla porta, solo, nessuno mi dice solo. Mezzo alla rietta, In 10 minuti ha fatto 10 falli per loro. Non ti vergogni. Non ti vergogni. Questo si influire ela da culo aici. Fallo qua, fischiato quello là. 10 minuti hai fatto 10 falli. Perché? Ma perché dobbiamo essere in giro sempre? Sempre! se fa 2-3 gol, questi fanno tutta la partita così a cagare cazzo. Poi frate, dar nu vine la cere scuze din noi, vine la cere scuze, am fault, zis el, am fault, cerut scuze și ăla zice nu de la 2. Stavo a 100 km, ne va 4 ce fai. Fischia lui da lì, ha visto lui il palo qua, quello stava al metro, l'ha visto. Ci paghiamo pure, mortacci loro. Non da culo ancora loro. Devo giocare! Arbitro, usa i cartellini, mica vanno a cagare cazzo tutta la partita. Dai, sì. Pronti a ricominciare dopo il time out. 9 sul cronometro in questo primo tempo. Anticipa Stufa, riesce a servire Stornelli, si lancia il numero 11 in 3, gli avversari su di lui alla fine gliela soffiano via dai piedi. Allora Steaua che prova a lanciarsi per la prima volta verso la zona difensiva della Golbet, portare attacco è il numero 10, maglia bianco-rossa. Attenzione alla conclusione dalla distanza, c'è il salvataggio quasi sulla linea di porta che alla fine però non basta. Sulla seconda conclusione arriva il vantaggio della Steaua 1-0. Primo strillo se cagamo sotto. Va bene, oh! Giocate! Arbitro, ti sei cagato sotto subito, tu strilli ti sei subito cagato sotto. Ascirate tu meglio la palla. Fatto il gol del vantaggio della Steaua di fatto in maniera sorprendente, sta facendo un po' tutto la Golbet. Alla prima occasione la Steaua è passata in vantaggio su una doppia conclusione salvata prima volta sulla linea di porta, la seconda volta non è bastato, il pallone entrato in rete, però non è finito perché la Steaua sembra aver trovato coraggio. Di fatto la partita si fa leggermente più in salita per la Golbet. Tu strilli si è cagato sotto, oh. Pare che gli menano. Arriva Mannaggia la Madonna. ancora un rilancio con Stornelli e con scusate Testardi, prova a metterla giù, fine con 3 avversari su di lui, il pallone è perso. Stesso però per la Steaua con Tubani che recupera il possesso, palla allargata, fine rigiocata al centro, lo scarico però è un po' troppo arretrato, difesa che si chiude, pallone lanciato in avanti da Dobrin che la segue, sempre il numero 2 a gestire il pallone. Alla fine sulla linea di passaggio c'è Stufa che può portare avanti lui il possesso. Stornelli, palla per Stufa, va da Testardi col piazzato di sinistro, ci ha provato Testardi, conclusione piazzata però letta bene da Maftè che col corpo riesce a parare. Ancora 3 carichi, tocco in avanti, attenzione al tentativo qui, parte di Testardi, si va con la conclusione dalla distanza di Filangeri, palla ancora giocabile dalla Steaua. Stufa col pressing alto, Sari però prego il pallone tra i piedi. Carichi col contrasto deciso, però pallone sempre tra i piedi di Gambos che va al tocco al centro, è arrivato
specie di velo però per un compagno che non c'era. È stata un'azione interessante per la Steaua, che di fatto ha preso coraggio dopo il gol dell'1-0. Non potrebbe essere altrimenti. Filangieri lui ad allargare per Stufa, porta a spasso il pallone, poi si appoggia a Tubani che ne salta uno, salta anche un altro, poi di nuovo il tocco per Stufa, palla messa al centro. Testardi era andato bene in anticipo sul difensore, però non è riuscito a deviare in rete. Qui Tubani si va a riprendere il pallone, ancora il numero 7 va a terra col fallo. Oh dai raga, dai, oh, andiamo a battere questa posizione, veloci. Quindi calcio di punizione pronto col mancino Testardi che ha già sistemato il pallone, contato i passi. Vediamo se riuscirà ad andare a segno con questo calcio di punizione da posizione interessante. Va lui col sinistro, pallone si alza oltre la recinzione del campo. Pallone all'indietro e conclusione sparata alle stelle. Ringrazia la Steaua che può ripartire, lancio in avanti, anticipo di 3 carichi. Nel frattempo è entrato anche Garofalo per la Golbet. Fa vedere Stornelli ignorato da Stufa, lo serve adesso sulla corsa, spazio il numero 11, arriva al cross, la mette giù Tubani elegantemente, rinviene però Dobrin su di lui per il quarto angolo per la Golbet, il terzo da quella bandierina, sempre con Tubani pronto al cross al centro. Si muovono i compagni, arriva ora lo spiovente di testa, arriva il gol di Testardi, è arrivato l'1-1 della Golbet al 15esimo primo tempo. Parte la Steaua col tiro dalla distanza, il portiere aspetta che la conclusione arrivi dalle sue parti. Da qua sopra l'ho visto, così è Cazzo, hai visto? Non per il cazzo, non vabbè, facile. per il cazzo, testa di minchia. Tu strilli a fanculo, ti sei cagato sotto. Attenzione qui all'uscita di Stornelli, la conclusione tentata da Dobrin, poi ancora un fallo in attacco da parte della Steaua, Gombos nel tentativo di anticipare il portiere. Segnato lui il fallo sugli avversari, mentre ancora TG con l'arbitro, anzi con gli arbitri da entrambe le parti. Nessuna delle due formazioni sembra essere tanto contenta per ora l'operato dei direttori di gara. Intanto pallone allargato sulla sinistra, Garofalo cerca Stufa, c'è l'anticipo di Gombos, però ancora Stufa che se ne va in slalom, può provare il destro, Maftei la blocca anche. E rilancio a cercare sempre Gombos, chiusa la difesa, allora Garofalo si appoggia Filangieri che si è abbassato lui a dirigere il gioco, trova Testardi in posizione offensiva, la sponda su Tubani, non riesce per il tocco di un avversario, però la rimessa è per la Golbet, battuta all'indietro. Filangieri col pallone per Stufa, toccò in avanti con l'appoggio di Testardi, poi Tubani, vediamo se inventa qualcosa al numero 7, si alza il pallone con alla fine Romi che riesce a chiudere il tentativo di tocco. Golbet sempre in possesso della sfera con Stufa che si fa tutta la fascia, arriva al cross, Maftei questo tentativo di tiro cross ci mette la mano
riesce a deviare in calcio d'angolo, sempre Tubani sull'out, è arrivato così il pari della Golbet pochi minuti fa, battuto infatti sempre per Testardi, stavolta fermato al momento di staccare di testa, che dolorante, l'attaccante della Golbet probabilmente ha ricevuto un colpo involontario di un avversario, il cambio gioco è per lui, la spizzata di Romy col pallone deviato in fallo laterale, ancora Testardi se ne allontana dal corpo con un controllo non precisissimo, allora Steaua che tenta di colpire in contropiede, ancora un cambio con Mocano in campo. Lancio di Tilinka, cercare Bogoiu, pallone che termina tra le mani del portiere. Ora Stornelli va da Testardi, spalla alla porta, si appoggia su Filangeri, ottimo movimento dell'attaccante della Golbet, finta di Filangeri col tocco per Tubani che però era andato in profondità. Sposto il fianco, l'anticipo dell'avversario, però non è finita con Stornelli, ancora Tubani, il tocco di ritorno per lui, lo raccoglie Stufa, ancora Stornelli, al sinistro, poi libera Filangeri che ci prova lui dalla distanza col destro, palla non è precisa, va sul fondo con Maftei che può andare al rinvio. Quasi 20esimo, 1-1, è arrivato il pareggio della Golbet pochi minuti fa, qua Stufa che recupera il pallone, ha sempre spazio sulla sua fascia per andare, qui Romy si piazza davanti, riesce almeno a deviare la corsa dell'avversario, Testardi con la finta, si appoggia a Stufa, vediamo se arriva al cross, pallone invece sempre attaccato ai piedi per il terzino della Golbet, nel frattempo il pallone è sull'out di sinistra, cross basso e poi di tacco Stornelli, trova un gran gol che vale il sorpasso Golbet, 2-1. Bravo Enrico! Bravo Marco! Prima l'aggancio, poi il sorpasso nel giro di neanche 10 minuti per la Golbet, gran gol di Stornelli, riporta avanti la formazione che era comunque data favorita, meno all'inizio del match, e qui dalla distanza Romy, un pallone letto bene dalla difesa, a terra Tilinka, pallone giocato poi da Testardi per Tubani. Arbitro! È giallo, è la prima volta che viene. Perché hai tirato? Arbitro, però non si è mai fischiato, quest'anno non l'hanno mai ammonito un giocatore. Ora facciamo da inizio del campionato, la famo perché non c'è più regolamento. Il passaggio dentro, fa via tu. No, ma è lo scherzo. La bestemmia tra me e me ma buonisce. Ha preso il gioco con Tilinka, manovrare lui in posizione di difensore centrale, male nel tentativo di verticalizzare, fortunato però perché i compagni riescono a tenere il possesso del pallone. Qui Bogdan cercato in avanti, Stufa, esce palla al piede però ha subito fallo, chiedeva che il gioco continuasse, era lanciato verso la metà campo avversaria, gli arbitri però hanno fermato il gioco, fatto frenando l'azione della Golbet. Stornelli all'indietro,
Ancora il numero 11 lì a centrocampo a mettere ordine, a inventare cosa sempre per i compagni. Stufa ad accentrarsi, 4 su di lui, il numero 16 alla fine gliela portano via e la rimessa è per la Steaua, mentre ci avviciniamo alla fine del primo tempo. 2-1 Golbet con le mani, l'anticipo di 3 cariche, il pallone è per sinistro di Romi, recupera Filangeri leggendo bene la traiettoria della rimessa laterale, palla per Tubani, tenta il numero Tubani, il pallone si impenna, l'ultimo tocco, anzi fallo in gioco pericoloso, l'ha commesso lui. Andre, Tubo. Steaua che riparte con questo calcio di punizione, sempre Romi si appoggia, anzi Tilinka, scusate, capitano della Steaua, lui a manovrare il pallone, va al rilancio con Garofalo che la fa scorrere in out. 2 alla fine del primo tempo segnalati ora dal direttore di gara. Filangeri si abbassa a prendere il pallone, Stornelli di prima su Stufa che raccoglie sulla destra, adesso non ha davvero più fretta la Golbet di andare a colpire gli avversari, adesso che li ha raggiunti e superati nel punteggio. L'appoggio con Filangeri, va in verticale col tentativo tocco in avanti, alla fine il pallone non lo prende nessuno se non Maftei che con calma di piedi può far ripartire i suoi, sempre Tilinka, palla allargata su Romi al centro, c'è l'anticipo su Bogdan, pallone di ritorno, attenzione per lui, il portiere deve correre al limite della propria area di rigore per anticipare il giocatore avversario. Garofalo però la regala di nuovo agli avversari, Come ha fatto a scivolare? dribbling con Bogoglio, prova ad appoggiarsi su Romi, all'allargata però male perché Dobrin non era salito nel tentativo di accompagnare l'azione della squadra, però sempre Steaua, pallone per Romi al centro, si appoggia su Bogoglio, 3 carichi, si fa sentire, gliela soffia da dietro, poi Stornelli riesce ad allargare per Testardi, si lancia Tubani in avanti, cercato il numero 7 con l'anticipo di Tilinka, c'era solo lui che poteva opporsi a questo lancio che avrebbe messo Tubani a tu per tu con il portiere avversario. Dobrin su Bogoglio, si appoggia a Cercez, Steaua con più coraggio in questa fase finale di primo tempo, sempre Cercez se la sposta sul sinistro, poi riesce l'imbucata per Romi, allora contropiede Golbet con Testardi, 2 contro 2, la porta il numero 99, lo ipnotizza Tilinka, gli porta via il pallone, era un'azione interessante, 2 contro 2 con Filangeri che accompagnava, intanto dalla distanza la conclusione con Stufa che si mette a fare il portiere parando il destro, poi Si è fatto male, si è fatto male. Oh, sta calmo! Oh! Oh, stai calmo! Sta calmo! Ma si è torto! Si è fatto male da solo! Ma che bestrillate! Si è fatto male da solo! Guarda la partita, guarda! Ma che cazzo dici?
Dani, sei diffidato, Dani. Stacchiamo a farlo che ci sta, si è scazzato. Sono 25 minuti, stacchiamo. Vai là e giù. Ci vieni proprio la macchina nostra, oh! Oh, noi non stiamo a parlare con te, capito? Sì, credimi, sì. Oh, stai! State fermo là! Stai a provocare, stai fermo! Basta! Basta! Aspetta dopo, partita, fai quello che cazzo ti pare! Parte il gioco, questa interruzione per soccorrere Tilinka, si era fatto male al ginocchio, fischia ora l'arbitro 2 volte, finisce il primo tempo 2-1 con la Golbet davanti contro la Steaua.